Ben trovati, eccoci di nuovo allo stato dell'arte, Emanuela Canepa, che tra l'altro abbiamo scoperto anche colleghi al di fuori di qui. Emanuela Canepa è una romana, nata a Roma, padovana ormai di adozione, laureata in storia a Tor Vergata con Alessandro Barbero e Chiara Fulgoni, quindi storia medievale. Bibliotecaria, ecco perché siamo colleghi, lei all'Università di Padova, a psicologia, se non vado errato, Esatto. e soprattutto è quello che ci concerne, è soprattutto una scrittrice, vincitrice del prestigiosissimo premio Calvino nel 2017 per romanzo inedito e poi autrice di 2 romanzi, L'animale femmina, 2018, Audi, e Il segno di La tempesta, sempre di Einaudi, appena uscito a febbraio. Una bibliotecaria abituata a vivere nell'ombra di solito, come lo siamo tutti noi, quantomeno in secondo piano. All'improvviso ti scopri scrittrice no, ma ti scopri un successo editoriale, diventi un successo editoriale e balzi agli onori della cronaca e sotto i riflettori. Come cambia la vita? Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie per il vostro invito. In realtà ti devo dire la verità, io non sono mai stata tanto una bibliotecaria nell'ombra. Io dico sempre che nella vita ho fatto tutti i mestieri con un microfono in mano. Anche prima di fare la bibliotecaria, a Roma facevo la guida turistica, quindi per definizione ero al centro di capannelli di persone che mi ascoltavano, e anche in biblioteca ho sempre fatto molta didattica, per cui sì, indubbiamente l'attività propriamente di biblioteconomia non comporta insomma, uno stare un passo indietro, ma quando fai didattica per gli studenti, visto che rispetto ai tempi nostri, soprattutto all'università, nelle facoltà scientifiche ormai le risorse sono diventate tutte digitali e non sono molto intuitive, per cui devi spiegarle perché la gente le usi. Quindi di fatto anche lì sono spesso con il microfono in mano, quindi non ho mai vissuta tanto questa dimensione di ritiro. Semmai l'ho vissuta in termini di ritiro quando studiavo, quando non sapevo che sarei diventata una bibliotecaria, perché poi avendo studiato a Roma io ho avuto il privilegio di visitare, di frequentare una serie di biblioteche assolutamente splendide, anche artisticamente splendide come edifici, voglio dire, come architetture. Ecco, lì era più una vita molto molto ritirata. In realtà poi la bibliotecaria universitaria tutto sommato è una dimensione piuttosto interattiva, quindi poi non mi ha particolarmente sconvolto la vita cominciare a fare presentazioni o capitare di stare sul palco ogni tanto, ecco. Però comunque all'improvviso ti sei ritrovata non più tanto a fare didattica quanto a dover anche promuovere, presentare i tuoi libri e avere un rapporto con i lettori ben diverso da quello che c'era invece prima con gli studenti. Insegnami la tempesta comunque è uscito però pochi giorni prima del lockdown e Esatto. immagino che sia cambiato tutto per quanto riguarda la promozione e per quanto riguarda il rapporto con i lettori. Com'è andata? O come sta andando? È radicalmente, cambiato radicalmente. Ecco, io posso confrontare solo questi 2 romanzi, ma sono esattamente l'uno l'opposto dell'altro. Io ho passato un anno e mezzo, quasi 2 anni interi. Ho fatto l'ultima presentazione dell'animale femmina a gennaio a Orzi Nuovi, che è stato uno dei focolai del coronavirus, una settimana prima, 10 giorni prima del lockdown. Quindi per questo voglio dire, sono veramente il primo romanzo l'ho presentato dappertutto, sono andata dovunque in Italia. Questo secondo sono riuscita a fare una presentazione ancora ai primissimi di febbraio e poi non è stato più possibile, quindi il cambiamento è radicale. Certo mi ha sorpreso la velocità con cui in generale il mondo editoriale si è attrezzato per trovare delle vie alternative. Presentazioni digitali ne ho fatte sicuramente moltissime, certo non assomigliano neanche remotamente a quelle in presenza e neppure ti ripaga in qualche misura il fatto che inevitabilmente le presentazioni digitali tendono ad avere un pubblico molto più vasto, nel senso che in libreria ti va molto bene quando hai 15-20 persone, perlomeno al mio livello. Certo gli scrittori grandi attirano altro tipo di pubblico, ma nel mio caso insomma io sono appena al secondo romanzo, non attiro tantissime persone, mentre a livello digitale
anche quando ci sono poche persone sono comunque sempre 70, 80, 100, però il fatto di non poter avere minimamente una interazione, o comunque sì, la minima interazione del commento c'è, ma sarà che io sento molto l'energia delle persone, quindi per me infatti le presentazioni sono sempre eventi molto diversi a seconda, non dipende dal numero delle persone, ma dal tipo di feedback che ti rimandano, anche tacendo, anche senza dire niente. E queste digitali sono indubbiamente molto molto fredde, in qualche modo spersonalizzanti. Tante volte addirittura ne ho fatta una in cui non avevo neanche, come invece di norma accade, di prassi, come in questo caso, un intervistatore, cioè mi hanno dato un'ora di tempo di fronte alla webcam. È stato veramente terribile, perché non hai la sensazione di parlare al vuoto, quindi questa è una grandissima differenza. Però sono molto felice perché già da qualche giorno mi hanno cominciato a chiamare per appuntamenti, festival estivi. Io ho detto, ma siete sicuri che si potrà fare? E tutti con grande entusiasmo mi hanno detto, no, no, da giugno vedrai che si riprende. E quindi speriamo di poter compensare quello che non c'è stato, anche perché la vita media di un libro in Italia è molto breve, no? Essendo Sì. noi un paese con una quantità di uscite annuali spaventosa, il tempo che resta in libreria è veramente molto corto, a meno che non diventi un caso editoriale. E quindi ecco, bruciare i primi 2 mesi dell'uscita un po' pesa, considerando quanto Sì. costa scrivere un libro, può pesare, però è andata così, che cosa vogliamo fare? Ci Beh, adattiamo. è vero, però invece anche per l'esperienza precedente, invece il tuo rapporto con i lettori al di fuori delle presentazioni esiste? Cioè ti contattano, ti scrivono, ti fanno tramite magari anche in audience? No, tramite Naudi non serve, perché ormai sai, quando sei sui social non hanno nessun Sì, motivo di infatti, passare attraverso l'editore, infatti, ti è vengono vero, direttamente a cercare, è e fanno vero. anche bene, perché Naudi, poverino, l'ufficio stampa ovviamente deve gestire centinaia di autori, mentre se hai un profilo Facebook o Instagram ti trovano così senza difficoltà. Sì, sì, mi cercano, devo dire, è sempre molto piacevole. Nel 99% dei casi sono contatti piacevolissimi ed estremamente discreti. È stato proprio raro, ma è successo forse una volta o due, di avere delle persone che avevano qualcosa da dirmi perché erano arrabbiate, e Mm, quindi con cui è scaturito un contrasto non proprio felice, perché comunque chi ti viene a provocare è proprio perché ti vuole far arrabbiare, perché io non mi beh, certo, arrabbio per una critica, non mi arrabbio perché mi dici il tuo libro non mi è piaciuto, ma ci mancherebbe, per carità, è che certo. se vengono da te che proprio hanno qualcosa da sfogare e quindi ti provocano, per cui restare un passo indietro non è sempre facile, però devo dire che non succede quasi mai, quindi sono molto contenta, ecco, Bene, è bene, un bene. contatto molto piacevole. Senti, libri, quando parliamo di libri parliamo ovviamente subito di biblioteche, cioè è praticamente un parallelo. Tu hai un ruolo triplice, sei una scrittrice, come abbiamo già detto, sei una forte lettrice Mm. da sempre e sei una bibliotecaria. Dalla tua prospettiva, che è ovviamente molto particolare, qual è lo stato dell'arte delle biblioteche oggi? E che cosa secondo te potrà cambiare, visto quello che sta succedendo? Cioè, la classica biblioteca dove c'è lo studente o il lettore che va a prendersi un libro e dopo se ne va a casa, oppure se va a consultare un libro e basta, credo che ormai sì, insomma, sia un po' passato come sì, un po' il passato delle Certo. biblioteche. Beh, che sia il passato senza dubbio. A me capita sempre di dire un po' provocatoriamente che nelle facoltà scientifiche in realtà le biblioteche non dovremmo neanche più chiamarle così, perché non hanno più nulla delle Certo, biblioteche, sono delle agenzie bibliografiche che offrono una serie di servizi, ma appunto perché nelle biblioteche universitarie, specie se scientifiche, ormai il cartaceo è davvero minoritario, ecco, rispetto alle risorse che sono quasi tutte digitali, con varie modalità di fruizione. Però se parliamo di lettura intesa come lettura narrativa, io non ho tanto il polso della situazione, perché appunto siete più voi nelle biblioteche civiche che avete questo rapporto con il pubblico. Da me ovviamente è un pubblico molto specializzato certo. che ha a che fare con altro tipo di risorse. Sono d'accordo con te per un verso, che senza dubbio bisogna pensare a qualche forma di trasformazione, ma non saprei dirti. Da una parte mi riesce però anche difficile credere che il libro, in quanto proprio oggetto di culto, possa in qualche misura mai tramontare, che poi possa essere integrato da altri tipo, da altro medium, ecco, questo è possibile, però la scomparsa totale del libro mi riesce difficile da pensare, perché le persone che conosco io, che sono forti lettori, non sono molti, ma sono tutti molto determinati alla Mm-mm. conservazione di questo tipo di oggetto appunto di culto. Quindi non so, scomparire mi pare improbabile, forse ecco, essere affiancato da altre modalità è probabile, su cui però non ho le idee chiare, con molta sincerità.
Sì, io credo che, dato che queste cose mi capita di rifletterci, di parlarne anche in altre sedi, il libro come oggetto di per sé è talmente tanto funzionale che è perfetto, Mhm. praticamente potrà cambiare, ecco, il supporto non sarà più la carta, sarà un altro materiale al limite, ma obiettivamente ho visto che anche i book readers si sono fermati, no? Non è che abbiano avuto questa grande... Esatto, non hanno soppiantato, hanno sì, non c'è affiancato stata l'esplosione. basicamente. Chiaro che con il book reader lo leggi meglio, perché le lettere le fai grandi quanto vuoi, quindi a prescindere dagli occhiali che uno porta, può leggere come preferisce. Il mercato editoriale però è un po' cambiato, questo sì, decisamente. Anche con Einaudi come ti trovi? Ma Einaudi è sempre stata in qualche modo, come dire, la più aristocratica delle case editrici italiane. Se Appunto. pensi che si sono aperti un profilo Instagram, credo tipo 2 mesi fa, per la Sì, prima sì. volta sono arrivati su Instagram, quindi sono chiaramente un po' contrari a certe cose, e però come tutti ovviamente si sono dovuti adattare. Del resto, come dire, io credo che grossa parte del fascino di Einaudi risieda esattamente in questo, no? In questa sua dimensione in qualche modo aristocratica. E quindi sì, ecco, senza dubbio, modalità alternative, come dicevamo prima, bisognerà pensarle, però è difficile immaginare in che direzione cambierà. E sono d'accordo con te sul fatto che appunto l'ebook, che pure ormai ha, io credo che il massimo dell'espansione che poteva ottenere l'ha ottenuto, cioè non è che non si consultino gli ebook, non è che non si usino, non è che gli reader non siano diffusi, però non possiamo dire che minimamente stanno minacciando il No, libro. No? Nel senso, siamo assolutamente. pochissimi lettori in Italia, ecco, questi sì, ma quelli che ci sono mi sembrano ancora fortissimamente orientati alla carta. Poi certo ti dirai che Assolutamente. il mercato editoriale immagino che vada incontro, in un certo senso forse auspico, a dei grandi cambiamenti, ma per tutta una serie di ragioni non legate solo alla fruizione, legate anche alla sua pura sopravvivenza, no? Se pensiamo che i lettori sono in contrazione in Italia un anno dopo l'altro, ecco, io mi auguro che questo sia oggetto di riflessione da parte di chi i libri li pubblica e che cominciamo a fare qualche considerazione su come modificare questo stato di cose, e questo comporta sicuramente una trasformazione anche del mercato editoriale, del suo modo di Assolutamente, presentarsi. assolutamente. Senti, parlando di scrittura, tu, nel tuo caso, il tuo talento naturale di scrittrice, che c'è sempre stato, perché anche l'hai detto anche altre volte, è però stato affinato nel tempo dalla frequenza di una scuola di scrittura creativa. Oggi, a tua volta, sei diventata insegnante di scrittura creativa. Quindi sei passata dall'altro lato della barricata in qualche modo. Intanto come ci si sente in questa veste? E poi ti dà qualche cosa in più anche come scrittrice? Mm. Beh, innanzitutto faccio solo una piccolissima correzione, probabilmente in qualche intervista devo aver detto che io ho sempre scritto, ma non ho mai parlato del mio talento di scrittrice, su cui non mi permetterei di No, sul pronunciarmi, talento perché non no, sono io però che devo dire si se sono una evince. scrittrice di talento, ci mancherebbe altro. Ho solo sempre scritto, ecco, questo sì. E il passaggio di barricata, beh sì, ma non solo bello ed emozionante, ma è straordinariamente produttivo dal punto di vista ma anche della misura in cui amplifica la tua fantasia, perché quando lavori ai progetti di scrittura degli altri, io poi appunto lavoro nella bottega di narrazione, soprattutto di Milano, che è la scuola fondata da Giulio Mozzi, dove è proprio il focus della scuola, il core e Giulio lo chiama il lavoro di corpo a corpo sul testo, cioè si parte dall'idea e si disseziona letteralmente, si fa avanzare in tutte le direzioni, si tenta ogni possibile declinazione finché non si imbrocca proprio la via giusta per poterla espandere, per poter articolare la storia. Quindi inevitabilmente, se lo compari a una sorta di ginnastica mentale, proprio veramente come andare in palestra, e quindi inevitabilmente ti aiuta, per me, soprattutto che sono più di... 'Sto facendo un po' di fatica a capire se sia il microfono o se sia io, però comunque, insomma, ti aiuta a sviluppare una serie di competenze che poi
io faccio, per me è una grossa difficoltà sviluppare la trama, mentre se mi dai tu l'argomento non ho nessun problema a scrivere, invece proprio i passaggi di trama per me sono sempre molto sofferti, quindi addestrarsi, allenarsi su questo è straordinariamente utile, e poi è eccezionalmente arricchente anche sul piano umano, ecco, devo dire che l'intimità che si raggiunge con un altro individuo quando si lavora sulla sua idea di romanzo è comparabile solo a quella dell'amicizia profonda, addirittura delle relazioni sentimentali. È una relazione di tipo completamente diverso, però l'intensità è la stessa. Mm. È una cosa molto fisica, quindi Sì, sì, diventa sì, addirittura fisica. Beh, parliamo coinvolgente, quindi, sogni piani. parliamo allora dei tuoi personaggi, delle tue protagoniste, da Rosita dell'animale femmina a Emma, alla triade Emma, Matilde, Irene di Insegnimi la tempesta. Senza voler fare anticipazioni per chi non li ha letti ovviamente questi romanzi, però le tue protagoniste sono sempre donne, almeno fino adesso sono donne, con diciamo qualche problema di identità, sono alle prese con una risoluzione della propria identità. E si nota la presenza anche della storia familiare di queste protagoniste, di queste donne, che influenza pesantemente anche le loro vite. E il fatto a loro volta di essere madri. Quindi le madri loro e il fatto loro di essere madri alle volte. E com'è questa storia? Come si sviluppa? Ma io non mi faccio mai molte domande sul perché mi vengono fuori certi tipi di storie piuttosto che altre, perché altrimenti la devi buttare sulla psicologia e nei limiti del possibile, se non altro non lo ritengo proficuo, perché Mm. altrimenti entri nel campo della terapia e ti distrai dal ruolo di narratrice, per cui non me le faccio queste domande. Mi viene in mente questa storia, scrivo questa storia senza questionare più di tanto. Poi indubbiamente a me è sempre interessato il tema della formazione dell'identità. Io sono affascinata dal percorso che un numero secondo me straordinariamente ridotto di esseri umani fa, ed è un gran peccato, circa la scoperta del sé, no? Io credo, Sì. rilevo sempre in chi mi è intorno molto spesso questo semplice lasciarsi vivere senza starsi a fare grosse domande, no? Ricordo che una delle cose più sorprendenti che mi colpì intorno ai 40 anni di età è rendermi conto che molta gente che conoscevo e che era sposata, non dico infelicemente, ma senza particolare appagamento, alla Mhm. domanda sì, ma perché hai sposato questa persona che non ti rende felice, non sapevano risponderti. Cioè, è capitato, è stato un giorno dopo l'altro, l'ho incontrata, ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati, poi magari abbiamo fatto figli. Ecco, io sarei dell'idea che prima di queste svolte esistenziali di grosso rilievo occorrerebbe farsi qualche domanda, no? Quanto mi calza questa decisione? E invece tanta gente si lascia vivere. Io sono invece appassionata dal tipo di persona a cui nulla capita mai per caso, cioè che tutto è oggetto diventa motivo per un viaggio alla scoperta del sé. Quindi in questo senso l'infanzia e il rapporto con la propria Mhm. madre è uno soprattutto se sei una donna, vale anche per gli uomini, ma certo per le donne di più, è un elemento fondamentale, no? Per capire perché siamo quello che siamo o non siamo quello che vorremmo essere. Quindi in questo senso mi è venuto il desiderio di indagarlo molto in due diversi romanzi. Tuttavia spero di averlo esaurito il tema, cioè io non so Mhm. adesso cosa scriverò, ma non ho voglia di scrivere in questo momento un terzo romanzo su tematiche del genere, quindi penso di avere tutto sommato, ecco, esaurito il tema per quello che poteva essere, insomma, in qualche modo il riflesso sulla mia biografia. L'ultima domanda voleva essere invece proprio quali sono i tuoi progetti futuri. So non dirmi che non ne hai, perché non No, è no, così. no, guarda, quando è uscito il romanzo, ancora per un mese e mezzo, proprio tabula rasa totale, anche perché Eh, io ho scritto il primo e il secondo romanzo uno dietro l'altro, nel senso che sono infatti, stati venduti in contemporanea, quando ancora, cioè nel senso ho avuto un contratto per sì, sì, sì. entrambi i romanzi, quando ancora il primo era solamente poco meno della sinossi, non c'era neanche la scaletta, quindi non c'è stata proprio soluzione di continuità, mentre presentavo in giro per l'Italia il primo, stavo lavorando al secondo, quindi sentivo il grosso bisogno di un momento di pausa e di riflessione. Adesso ho cominciato a venirmi qualche abbozzo di idea, ma talmente Mhm. vago che non ne parlo
solo, anche perché cito sempre Elizabeth Strout, che è una delle mie icone di riferimento narrativo, che dice che parlare di una storia mentre ci si sta pensando, la si sta scrivendo, è come avere un palloncino in mano, prendere uno spillo e bucarlo. Cioè, finché ci stai lavorando, finché la stai elaborando, la storia deve essere solo tua, non deve essere di nessun altro. È veramente solo un abbozzo. Ti posso dire che io ho sempre avuto il desiderio, ma non so se avrò il coraggio di farlo, di scrivere un romanzo storico. Ho finito di leggere un mesetto fa L'architettrice, il romanzo di Melania Mazzucco, che consiglio a chiunque, l'ho trovato un lavoro straordinario, cioè la capacità di far integrare la profondità della ricchezza della ricerca storica, che è molto facile che diventi pedante e indigeribile, integrarla in una materia narrativa assolutamente viva, articolata, vivace, mi ha lasciato a bocca aperta. Credo sia uno dei romanzi più belli che ho letto nella mia vita, però certo al tempo stesso è tanto bello quanto terrorizzante per me, perché l'idea, cioè riuscire a fare una cosa di quel tipo mi sembra inarrivabile per il mio livello ora come ora, e quindi non lo so, però certo è che la coltivo da tantissimo. Sentivo di aver bisogno di coraggio, però ormai di libri ne sono usciti 2, quindi forse dovrei trovare la forza di buttarmi, ecco, sul tema del romanzo storico. D'altra parte, Alessandro Barbero è il tuo maestro ed è un grande affabulatore anche, quindi magari qualche consiglio potrebbe anche darlo. Hai ragione, sai, non ci avevo pensato, dovrei fargli una chiamata, se capito a Torino speriamo mi faccia una versione veloce, che poi lui dice sempre... Mi ricordo fin dai suoi primissimi romanzi, il suo primo romanzo, quello con cui vinse lo Strega, era ambientato nel Settecento, se non sbaglio, no? Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, il gentiluomo, e lui diceva non c'è nessun bisogno di inventare storie, gli archivi sono straripanti di storie, quindi basta saperli interrogare, ne trovi quante ne vuoi. Certo è che bisogna saperli interrogare gli archivi. Io non ho mai fatto ricerca storica applicata, per cui con tutto che poi ho anche studiato, ho preso una specializzazione all'Archivio di Stato di Roma in archivistica, paleografia diplomatica, però concretamente non ho mai fatto ricerca, e quindi un pochino mi spaventa, ecco, quest'idea. Però dai, è un progetto fattibile, anche interessante per il futuro, stimolante, ecco, quantomeno. Senti, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, è stato piacevolissimo stare con te questi 20 minuti. E chissà che la prossima volta che ci rivedremo magari parleremo di qualcosa di più storico, magari anche, speriamo, visto che entrambi mastichiamo questa materia. Grazie, saluto i nostri spettatori e arrivederci alla prossima puntata di Lo Stato dell'Arte. Arrivederci.